Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie ai padroni di casa per questa straordinaria location dove il bello riluce da tutti i pori delle pareti e il mio compito oggi è mettere in scena il dionisiaco. Dioniso, non so se voi lo sappiate, ma è forse la divinità più antica del Pantheon greco. Beh, già nel suo nome, Dioniso, rivela qualcosa di misterioso che ci riguarda tutti. Parliamo di questioni antiche, parliamo della Grecia, di un tempo che fu, ma nello stesso tempo parliamo di tutti noi. Voi sapete che Dioniso è anche il dio del vino. Poi a Roma sarebbe diventato Bacco, sempre lui, Dioniso, che arriva in Grecia come una divinità inquietante. Sì. Dioniso è inquietante per il modo in cui i greci ce l'avrebbero poi raccontato. Ricordo solo una delle opere più straordinarie in cui Dioniso viene tratteggiato in quella forma che poi sarebbe rimasta scolpita nel cuore della civiltà occidentale, sino alla fine dell'Ottocento. Cioè, mi riferisco a quello che tutti voi avrete incontrato, letto, di cui avete sentito parlare, Nietzsche, il filosofo del Dionisiaco. Quindi dall'antichità greca, e dicevo in particolare un'opera, Le Baccanti di Euripide, sino a Nietzsche. Avrebbe attraversato tutta la storia della nostra civiltà con un compito difficile da definire, difficile da realizzare. Intanto diciamo subito che Dioniso ha una caratteristica. Viene percepito dai greci come un dio straniero. Innanzitutto, già nella sua nascita Dioniso appare come estraneo, straniero. Capite? Qui parliamo di cose quanto mai attuali. L'altro, che arriva in Grecia e comincia a creare scompiglio. Ma Dioniso è destinato a creare scompiglio. Basti pensare a come il mito ci racconta della sua nascita. Dioniso nasce, diciamo così, da una scappatella di Zeus, il re degli dei, Giove, Zeus. Zeus si accompagnava spesso ad un amante, Semele. Ma Zeus con Semele aveva assunto le fattezze di un essere umano, non le era apparso come un dio. E Semele si innamora di Zeus e, come capita spesso, rimane incinta. Era la moglie di Zeus, non è proprio contenta, come accade spesso. E cosa accade? Accade che Zeus, per salvare il nascituro, perché sa bene che Era potrebbe essere molto violenta,
per il frutto di questo peccato, con il frutto di questo peccato. E allora cosa fa? La scena è un po' truce, Quando Semele, dopo varie insistenze, chiede a Zeus: fatti vedere per come sei, voglio vedere la tua divinità. So che sei un dio, anche se aveva assunto le fattezze dell'umano. E dopo insistenze, le donne sono spesso insistenti, no? Fammi vedere chi sei. Zeus alla fine cede. E però questo cedimento costa caro a Semele, perché Zeus si rivela finalmente per quello che è, ma quello che è una luce accecante, che distrugge, che incenerisce Semele. L'ha voluto lei. Fammi vedere chi sei, alla fine ne paga le conseguenze. Quindi Semele sta per morire, distrutta dal fuoco, dalla luce che Zeus emanava, essendosi rivelato alla sua amante, e sta per far morire anche il figlio che custodisce in grembo, perché aveva un figlio, stava nascendo un figlio. Zeus cosa fa? Estrae il figlio da Semele per salvarlo, almeno il figlio. E cosa fa? Una scena un po' truculente: si taglia la coscia e se lo mette nella coscia, il feto, per salvarlo. E quindi Semele, dopo 6 mesi, nascerà dalla coscia di Zeus. E perciò Dioniso sarebbe stato chiamato nella storia il 2 volte nato. 2 volte nato. Perché? Perché è nato dalla pancia della madre, che poi è morta, estratto da Zeus dalla pancia, uscito dalla pancia della mamma, e poi esce dalla coscia di Zeus. È interessante perché, se ci pensate, Dioniso, secondo il racconto mitico, non solo è 2 volte nato, ma nasce da una donna e da un uomo, da genere maschile e da genere femminile. Nasce doppio Dioniso, doppio. E non è un caso che poi in tutte le rappresentazioni di Dioniso, nella pittura vascolare, nelle tragedie greche, nelle poesie, in tutte le sue rappresentazioni, Dioniso apparirà di volta in volta in forme opposte. Di volta in volta, per esempio, Euripide ce lo racconta nelle Bacanti, come un fanciullino efebico, riccioli biondi, molto femminile, una figura dolce, tenera. Ma in molte pitture vascolari, se andate a vedere, ne abbiamo tante anche in Italia, dove la Magna Grecia ha lasciato i suoi segni, Dioniso appare altre volte invece come un essere orribile, inquietante, irsuto, demoniaco. È sempre lui. Quindi capite che Dioniso è straniero, innanzitutto, poi vedremo anche la storia di Euripide, ma è straniero, è estraneo, è strano. Perché non solo è 2 volte nato, non solo perché è nato nello stesso tempo da una donna e da un uomo, ma essendo così nato, Dioniso potrà essere indifferentemente rappresentato in modi opposti. Dioniso nasce doppio. Allora, qui vorrei invitarvi a fare un piccolo ragionamento, che spero poi vi porterete a casa questa sera, dopo una cenetta salentina, dopo qualche chiacchiera,
e dopo quello che volete voi, piccolo spazio alla riflessione. Perché è estraneo Dioniso? Perché è doppio? Beh, già questo ci dice qualcosa. Ma ci dice qualcosa che dovremmo meditare. Perché? Perché per noi invece, noi comuni mortali, l'estraneo chi è? È, diciamo innanzitutto in senso generale, generico, l'altro. Ciò che sta al di là della mia cultura, al di là della mia terra, della mia città, al di là dei miei costumi. Colui che magari adora un altro Dio è colui che ho di fronte, altro. Ma questa frontalità con cui noi siamo soliti immaginare l'altro, attenzione, non ci fa incontrare l'altro, perché ci fa incontrare qualcosa che noi inevitabilmente tendiamo a definire, magari in modo opposto a noi. Tendiamo a definirlo in rapporto a quello che siamo noi, lo vediamo, lo oggettiviamo. Ma tendiamo a definirlo in modo univoco, l'altro. L'altro è questo. Io sono A, l'altro è B, per esempio. Ma questo altro, cari miei, è tutt'altro che altro. Perché appunto lo interpreto io, si lascia definire da me, lo definisco in rapporto a quello che so di me, magari in forma antitetica, opposta. È questo l'altro? No, questo è quello che noi impropriamente chiamiamo altro ogni giorno. Chi è l'altro? Il mio vicino di casa, il mio cugino, il mio marito. È quello lì. Ma capite bene che nella nostra forma mentale, in realtà, questo altro è talmente familiare da lasciarsi ricondurre a quello che io vedo di lui. Ma la nostra dimensione personale, soggettiva, è tutta fatta di definizioni univoche, per cui se lui è moro, quell'altro è biondo, io sono buono, ovviamente l'altro è cattivo, e definiamo tutto in modo tale da pretendere, convincerci di sapere tutto dell'altro, perché lo vediamo, perché lo leggiamo noi, diamo noi il significato all'altro. Quando invece, a differenza di questo che vi ho appena detto, che è il modo in cui noi incontriamo l'altro, quando facciamo una reale esperienza di spaesamento, e allora sì incontriamo l'alterità. Quando ciò che incontriamo non si lascia definire in modo univoco. Quando sembra presentarsi nella forma di A, diciamo, A vuol dire qualsiasi cosa, in realtà mi rendo conto che quella che sembra essere una cosa chiara, direbbe Cartesio, chiara e distinta, no? A. In realtà è come se mi dicesse io sono A ma sono anche non A. Allora noi siamo spiazzati, siamo destabilizzati. Dioniso è destabilizzante per gli abitanti della terra greca perché non si lascia definire. Non appena pensi di averlo comprendere vuol dire catturare,
rendere con, in realtà ti si rovescia tra le mani. Non sai dire chi esso sia. Guardate che tutta la grande arte è dionisiaca. Perché la grande arte, e qui siamo in mezzo alla bellezza e all'arte, cosa vi dice? Se fate attenzione, le grandi opere, i grandi prodotti di design, quello che volete voi, qualcosa rispetto a cui rimanete senza parole. Cosa vi dice? Ci avete mai pensato? Noi andiamo alle mostre e vediamo queste opere, diciamo che bella. Poi ci accorgiamo che magari certe opere ci tengono avvinti per 10 minuti, 20 minuti, non riusciamo a staccarci, tanto bella è. Ma ecco il dionisiaco. L'opera, quando è così fatta, se ci pensate, che effetto produce in noi? Perché ci destabilizza? Perché non appena provassimo a dire cos'è quella cosa, perché è bella quella cosa, e allora qualsiasi critico d'arte ci verrebbe a dire è bella perché c'è la sezione aurea, perché quel rosso si contrappone a quel verde, colori complementari, eccetera, eccetera, eccetera. Di fronte a un'esperienza dionisiaca vera, noi non sappiamo dire perché è bella, ci troviamo come degli analfabeti, balbettiamo cose senza senso. Sapete come lo vedete anche? Molto più facile che non la mostra, le opere. Quando andate al cinema, tutti andrete al cinema, credo, no? Uscite con gli amici, che bello questo film, no? Provate a chiedere alla persona che dice che bello questo film, ma perché è bello? La persona comincia a traballare, dice beh è bello perché è una bella fotografia. Ma che risposta è? Stai dicendo che è bello perché è bello, la fotografia è bella perché è bella. No, c'è una bella recitazione, guarda quell'attore come recita. Ma perché è una bella recitazione? È perché è bella. E cosa stiamo dicendo? Niente. Ci troviamo incapaci di dire cosa è accaduto in quell'evento. Ma sapete perché? Non perché siamo dei deficienti. Ci manca la cultura dello storico dell'arte. Per niente. Non ci manca proprio niente. Perché anche quando io so tutto della storia dell'arte, degli stili, delle tecniche, quando un quadro mi sconvolge proprio perché non si lascia definire univocamente. Il mio logos frantuma, va a pezzi. Diventiamo tutti dei deficienti, degli idioti. Diciamo, ma è bello perché sì, ma è fantastico, ma diciamo delle cose che non hanno nessun senso. Ma non ripeto perché siamo stupidi noi, perché quella esperienza è dionisiaca. Perché dice di essere quella cosa lì, ma insieme di non essere quella cosa lì, come Dioniso. Dioniso, sapete, era la divinità non solo straniera, non solo doppia, appunto, non si lascia definire. È maschio o femmina? È maschio ma non è maschio, è femmina ma non è femmina. Ma anche Dioniso, per i greci, era la divinità errabonda, destinata a spostarsi di terra in terra. Dioniso viene dall'Oriente, arriva in Grecia, poi va in Asia. Ci sono delle vicende che non vi racconto perché non ho molto tempo. Dioniso è la divinità del passaggio, passa sempre, non è mai lì. È costitutivamente instabile. E infatti c'è una bellissima scultura greca di Prassitele che rappresenta Hermes
con in braccio Dioniso. Hermes è un'altra divinità fondamentale per i greci antichi, che era proprio la divinità della soglia, di quel luogo che non è un luogo in cui non siamo né di qua né di là. Sulla soglia dove siamo? Sul confine dove siamo? C'è un confine? Esiste un confine? Noi pensiamo di sì, ma non è vero niente. Cos'è il confine? È una linea che traccia per terra? No, perché una linea ha uno spessore e nello spessore non sono sul confine, sono in un altro spazio, diverso da questo e da quello, da questo e da quello. Ma facciamola più fina la linea, più fina, più fina, più fina. No, c'è sempre uno spessore. Il confine è un luogo che non ha luogo da nessuna parte, eppure c'è. Eppure tutti passiamo sempre confini. Da questa parte della sala, lì c'è un muro, passiamo di là, abbiamo attraversato un confine. Ma il confine, se provassimo a cercarlo, mica lo troveremmo. Hermes era la divinità che custodiva i confini, le soglie di casa, gli incroci. Oggi purtroppo il nostro tempo ci ha sottratto anche gli incroci, lo vediamo tutti. Ormai nelle strade sono solo rotonde, anche utili se volete, ma è incredibile se ci pensate. Non c'erano più gli incroci. Hermes sarebbe disoccupato oggi, perché non c'è più l'incrocio, il passaggio, la soglia. E allora, capite, Hermes è il tutore di Dioniso. Anche Dioniso è una divinità errabonda, ma ancora una volta Dioniso è doppio, perché Dioniso è quella stessa divinità che per i greci brama, vuole, anela, che cosa? La stabilità. Noi facciamo nella vita, ci impegniamo, ci industriamo perché alla fine? Per raggiungere un risultato, per poterci riposare alla fine del lavoro, della fatica, giusto? Questo è Dioniso, insieme incapacità di stare, ma anche desiderio di stare. Doppio, ancora una volta. Perché il vino è legato a Dioniso? Per tanti motivi. Ma attraverso l'esperienza del vino potete imparare un sacco di cose, oltre che provare un certo piacere, se il vino è buono. Cosa ci insegna il vino? Ci avete mai pensato? Uno lo beve e dice, vabbè, stasera mi prendo una balla. No. Il vino è una sostanza dionisiaca, è la divinità della vite, cioè della vita, del movimento, dell'instabilità, ma insieme anche il bisogno di stabilità. Come lo vediamo? Quando beviamo un bicchierino, stasera dopo magari ci diamo sotto, un bicchierino, che buono questo primitivo, salentino, buonissimo. Facciamocene un altro bicchierino. Ma perché no? Un terzo bicchierino. Dopo un po' cominciamo a scioglierci. O no? Tutti l'abbiamo provato. Soprattutto se siamo in buona compagnia. Prima arriviamo a tavola o al buffet, tutti irrigiditi. Io sono il professor Donà, lei è l'avvocato Siniscalchi, facciamo finta. Lei è la stilista del Salento. Ognuno ha il suo ruolo, piacere, Massimo Donà, piacere, architetto, stiamo lì, parliamo in modo molto compito, senza usare parolacce. Dopo un po', un bicchiere, 2 bicchieri, cominciamo a scioglierci. I ruoli vengono meno, io sono Massimo, tu sei Francesco, lei è Giuseppina, finta. E cominciamo a svelarci piano piano e a uscire da queste, come dire, corazze che ci accompagnano durante la giornata, sempre, no? E cominciamo ad essere più sinceri, più autentici, no?
a dire anche le parolacce magari se serve. E cosa succede? Avvertiamo un senso di progressiva liberazione. Ci sentiamo sempre più autentici, più veri. Oh, finalmente, liberi da queste incrostazioni all'interno delle quali viviamo tutto il giorno. Bellissimo. Dioniso, il liberatore, ciò che scioglie ancora una volta, ci rimette in movimento, ci libera dalla pietrificazione, dalla univocità per cui io durante il giorno sono il professor Donà. Dovunque vado, buongiorno professore. E che palle, mi chiamo Massimo. Sono un tizio un po' particolare, ma sarò anche professore. Certo, faccio questo lavoro, ma insomma. No, bellissimo. Però dopo il 7° bicchiere, dopo il 10° bicchiere, dopo il 15° bicchiere, può accadere, come sappiamo benissimo, che questo senso di liberazione si trasformi radicalmente, si rovesci in una follia assoluta. Infatti, se andiamo in auto, dopo il 15° bicchiere, non solo ci fanno una multa, ci ritirano la patente, ma rischiamo la vita. Perché oppure diciamo delle cose che la mattina dopo, quando siamo un po' rinsaviti, diciamo, la Madonna cosa ho detto ieri sera? Telefoniamo alla nostra amica, no scusami, non ero io che parlavo, era il vino ieri, era un po' fatto. E diciamo cose dissennate, usciamo fuori di noi stessi, andiamo fuori di testa, diciamolo pure, e quindi quell'effetto liberatorio si rovescia nel suo contrario. Cioè, alla fine, quella stessa sostanza che ci libera, perché non è un'altra sostanza, è il vino, che ci libera, se superiamo il limite, ci fa perdere di vista noi stessi. E la cosa interessante è che la sostanza è sempre una, doppia, come Dioniso. Ci libera, ma anche ci incatena al delirio della follia. E Dioniso, il vino, sono, come dire, educatori, perché ci invitano a cercare di capire quale è il nostro limite. È un esercizio, una pratica difficilissima, perché qual è l'ultimo bicchiere oltre il quale mi perdo? Chi lo sa, non c'è una regola fissa per tutti. Per te può essere l'8°, per me il 20°. Dioniso, questo è Dioniso, è doppio, è distruttore e liberatore e salvatore insieme. Pensate che nel racconto di Euripide, quando Dioniso arriva a Tebe, tornando dall'Asia, perché era scappato, tutte le vicende, torna a Tebe e comincia a creare scompiglio nella polis, nella città di Tebe, perché i cittadini notano delle cose strane. Le donne della città, che solitamente, come ancora spesso succede, hanno un ruolo ben preciso, le custodi del focolare. La donna è bene che sia bella, che sia buona, ma che stia a casa. Deve accudire i figli, badare alla casa. Dioniso comincia a frequentare le strade della città, incontra queste donne tebane e comincia a sedurle. Con questa faccia, dicevo prima, efebica, da fanciullino, riccioli biondi. Comincia a sedurle tutte e cominciano a seguirlo per le strade, tutte le donne, e cominciano ad abbandonare i lavori di casa, a non svolgere più il compito che secondo tradizione avrebbero dovuto svolgere. Guardate che Le Baccanti di Euripide è il primo testo femminista. Le donne cominciano a seguire Dioniso
sul monte Citerone, è un monte che c'era lì vicino, e non si sa bene cosa accada su quel monte in mezzo agli alberi, in mezzo alla frescura. Riti strani, riti... E il re Penteo si preoccupa, comincia a infastidirsi. Arresta le donne, arresta Dioniso, perché dice cosa sta succedendo qua? Mi si sta scombinando tutto. Direbbe Amleto di Shakespeare, il mondo è fuori squadra. Praticano riti orgiastici sul monte, si racconta di cose che non nominiamo. E Dioniso cosa fa? Fa scatenare, perché è una divinità, fa scatenare un terremoto che fa crollare il carcere, tutte scappano. A un certo punto Penteo, il re, diciamo così, è anche un po' curioso, dice cosa fanno queste donne sul monte lì in mezzo ai boschi, cosa fanno con Dioniso? E Dioniso gli dice vieni, ti faccio vedere io, Penteo. Ti nascondi sopra un albero e osservi la scena. Cosa fanno queste donne? Vai sull'albero, non ti vede nessuno e puoi fare il voyeur, osservare senza essere visto. Peccato che, sporgendosi per guardare meglio quello che stava succedendo, viene visto dalle donne. C'è anche sua madre di Penteo, Agave, che in preda al furore dionisiaco, insieme con le altre, vanno verso Penteo, lo afferrano, lo fanno a pezzi, interessante questo, lo sbranano, lo fanno a pezzi. E la madre, Agave, la madre di Penteo, è una scena un po' truce, infila la testa di Penteo che aveva spezzato in 1000 pezzi sopra un bastone, la infila e va in giro con la testa del figlio perché era invasata ormai. Quindi cose orribili, cose straordinarie, fuori dall'ordinario. E insomma, Dioniso è una divinità che scombina le carte, questo fa Dioniso. Ci impedisce di avere certezze. Non appena noi pensiamo di aver raggiunto una qualche verità, Dioniso ce la rovescia tra le mani. E certo è difficilissimo vivere questa esperienza, perché noi abbiamo bisogno di stabilità, che viene sempre da Dioniso questo bisogno, perché Dioniso è anche quello stesso che ci fa volere stare. E voi direte, beh, e tutto questo dove andiamo a parare, professore? Molto facile, quasi facile. E qui chiudo e poi vi saluto con un altro brano musicale, mi auguro abbastanza dionisiaco, perché la musica è dionisiaca, ragazzi. La musica, perché dionisiaca? Perché quando io suono, quando leggo uno spartito, non dico quello che sto dicendo, faccio un fa, un sol, un do. Posso farlo in 1000 modi, un fa, un do, un sol e un do. Posso farlo in 1000 modi. Ogni volta darò un accento diverso. Cioè, smuoverò quella apparente nota che dura un quarto o un ottavo, quello che volete voi, che ha quel significato, è un fa. La metterò in moto, collegandola alle altre note, in modo sempre diverso. Non c'è la quinta di Beethoven, non esiste, ragazzi. C'è la quinta di Beethoven che fa Furtwängler, c'è la quinta di Beethoven che fa Muti, non c'è la quinta di Beethoven. E allora questo è il dionisiaco, la musica, ciò che rappresenta il senso vero della vita, una vita che noi viviamo, anche se non lo sappiamo,
dionisiacamente, e dovremmo prenderne atto però, trarne le conseguenze. Quando ci rendiamo conto che noi siamo sempre gli stessi. Io vedo Luca. Ciao Luca, come stai? È sempre lui, quello che ho visto qualche mese fa. Ma voi sapete, forse, spero che lo sappiate, noi cambiamo ogni istante. Le nostre cellule cambiano continuamente. Se facessimo una serie di fotografie della nostra vita, vedremo immagini tutte diverse l'una dall'altra. Eppure ci riconosciamo. Che strana cosa. Non siamo mai uguali a noi stessi, mai. Qualche volta questa disuguaglianza crea qualche problema, no? Oh, non lo riconosco più, è cambiato. Era così buono. Adesso è diventato una serpe. Oppure il contrario. Era così simpatico, adesso non gli si può parlare. Si incazza ogni parola. Cambiamo. E però ci riconosciamo. Ma vi siete mai chiesti? Come facciamo a riconoscerci? Che non c'è nulla di visibile che dica che siamo gli stessi. Ci sembra di essere gli stessi. Siamo gli stessi. Eppure ci riconosciamo. Questa è la nostra natura dionisiaca. Noi cambiamo, ma il cambiamento non è astrattamente altro dal nostro rimanere uguali. È proprio nel cambiamento che noi ci riconosciamo e ritroviamo la stessa persona. Nel cambiamento è il cambiare che ci mostra ciò che non cambia. Questo è pazzesco se ci pensate. Noi siamo soliti invece distinguere. Qualcosa non cambia, qualcosa cambia. No, tutto cambia. E però nel cambiamento a manifestarsi è lo stesso, cioè Dioniso. La stabilità e l'instabilità non sono due sfere della vita separate. Noi purtroppo spesso le viviamo come separate. Ma il grande creativo, il grande artista è colui il quale è consapevole, perfettamente consapevole di questa stranissima verità che mette a soqquadro le nostre banali convinzioni. C'è l'identità, c'è la differenza, c'è la stabilità, c'è il mutamento. No. Mutamento e stabilità sono i due nomi della stessa cosa. Quella stessa cosa doppia che, come Dioniso, è il massimamente familiare, è vicinissimo a noi. Siamo noi, talmente vicino che siamo noi, ma insieme assolutamente inafferrabile, misteriosa. Questo è Dioniso, cioè siamo noi. Noi in verità siamo insieme familiari a noi stessi, stiamo con noi stessi tutto il giorno, che palle, mi tocca stare sempre con Massimo Donà tutto il giorno, ma so chi è Massimo Donà? No, perché Luca Nolasco penserà che io sono un disgraziato. La famiglia Novembre dirà: che palle, chi abbiamo invitato qua? Ognuno ha un'idea di me. Il Signore dice: avrai finito tra 5 minuti almeno, non ne posso più. Magari un mio fans, un mio allievo dice: che bravo professore, parli ancora, sono stanco, basta. E allora chi è Massimo Donà? Quello per l'allievo, quello per lui che non ne può più, quello per il signor Novembre che dice: che cazzo ho fatto a invitare Massimo Donà? Chi è Donà? È quello che è per lui, che è per lui. Direbbe Pirandello: uno, nessuno, 100.000. Ma non è un'invenzione di Pirandello, è grande Pirandello, è un'invenzione antica, cioè è la capacità di comprendere che il massimamente familiare, cioè io per me stesso, è insieme il massimamente sconosciuto. Non sono due dimensioni diverse. C'è il familiare e poi c'è qualcosa di nascosto. No, ciò che non capisco è quello che ho davanti, che vedo benissimo, che conosco benissimo, eppure non lo capirò mai. Questo è Dioniso. E guardate che noi purtroppo nella vita
a queste cose non ci pensiamo tanto e preferiamo separare, distinguere univocamente. Quello è buono, quello è cattivo. Noi giudichiamo sempre. Siamo giudicati dagli altri, giudichiamo gli altri, poi i professori a scuola giudicano, 4,5, basta, tu sei da 4,5. Giudichiamo. Com'è? Come classico, è dotato ma non si impegna a sufficienza. Classico, no? Definiamo. Quello è un rompipalle, quello è simpaticissimo, mi fa ridere dalla mattina alla sera. E abbiamo i nostri giudizi. E la conoscenza, ragazzi, Kant l'ha insegnato, è determinante, è fatta di giudizi purtroppo. Ma forse quello che noi comunque conosceremo nella vita, giudicando, come non possiamo fare a meno di fare, forse, come accade nelle grandi opere d'arte, nelle grandi esperienze della creatività, forse ci può suggerire che quello che noi abbiamo giudicato in un certo modo, conosciamo in un certo modo, forse, come direbbe il famoso quadro di René Magritte, artista belga, surrealista, forse quella pipa che ha disegnato così bene, così accuratamente, realisticamente, come descrive lui sotto il quadro, questa non è una pipa. Questo è il punto. Allora, vedere che una pipa non è una pipa è forse il mistero del Dionisiaco. Grazie.